Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo venerdì 15 marzo per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Abbiamo tantissimi collegamenti con il territorio, tanti fatti davvero da raccontarvi. Andremo fra pochissimo alle pendici del Grappa, a Pieve del Grappa, per gli aggiornamenti sul caso dell'omicidio di Bledar Dedia e poi la politica con Salvini che si trova al centro congressi di Padova per parlare di opere pubbliche. È una giornata importante anche dal punto di vista politico. Fra pochissimo lo sentirete, Salvini che è tornato a parlare anche dei malumori all'interno della Lega, del terzo mandato di Luca Zaia. Non solo, controlli di vicinato, furti, allerta furti. Andremo a Brendola nel Vicentino e a Venezia con il racconto di Giampaolo Conte, un residente di via Piave che è stato pesantemente minacciato sotto la propria abitazione. Sarà ospite della nostra Anna Maria Parisi. E poi ancora a Bassano. Insomma, tantissimi i fatti, mentre la cronaca nazionale, lo possiamo vedere dall'Ansa.it, è dominata da questa notizia che arriva da Bologna: 3 bambini e la mamma morti nell'incendio della loro abitazione nella casa, intossicato il padre. Ovviamente è la notizia del giorno. Il rogo sarebbe partito da una stufetta elettrica. Noi partiamo da Rovigo per quanto concerne la cronaca del territorio, perché la Procura della Repubblica Polesana ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di una donna di nazionalità marocchina di 38 anni accusata di aver causato la morte del figlio nato nell'agosto scorso a Rosolina, quindi siamo nella Delta. Il giudizio immediato è stato fissato per il 10 maggio prossimo davanti alla Corte di Assise di Rovigo. L'imputata potrà chiedere giudizio abbreviato davanti al GIP. La donna, che ha un altro figlio, è stata arrestata su richiesta della Procura e si trova in carcere su ordinanza di custodia cautelare. Le indagini erano state avviate in base alla segnalazione trasmessa dall'ospedale di Padova dopo la morte del bimbo a 3 mesi, che evidenziava nel referto traumi vari. La sindrome, per intenderci, del bambino scosso, traumatismi tipici della sindrome, per l'appunto di questa sindrome, con trauma cranico abusivo. Da qui appunto il processo che sarà avviato il 10 maggio prossimo a Rovigo. Io la vedo, non so se lei è pronta, se mi sente. Daniela Sizia da Pieve del Grappa. Vi dicevo in apertura, ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il caso di Bledar Dedia, quel ragazzo, quel giovane uomo 39enne trovato morto nei boschi alle pendici del Grappa a fine gennaio. Daniela, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Mi trovo a Crespano del Grappa, a pochi chilometri da qua. Lo ricorderete, il 21 di gennaio era stato ucciso a colpi di coltello Bledar Dedia, 39 anni, di origine albanese, trovato in un bosco frequentato soprattutto da coppiette. Oggi qua i cittadini avevano visto qui a Crespano un po' un via vai di forze dell'ordine. Siamo andati a vedere proprio nella zona del cimitero, non so se riuscite ora a vedere le immagini, e i carabinieri effettivamente stanno setacciando questa zona, che è un bosco, palmo a palmo, probabilmente alla ricerca di dell'unica cosa che ancora non è stata trovata, che è l'arma, il coltello con cui il ragazzino minorenne ha colpito Bledar. Stanno cercando ovunque, con tutto, si sta cercando. Probabilmente è stato proprio il minorenne a dire dove aveva gettato l'arma durante uno dei 2 interrogatori di garanzia che con cui lui aveva parlato con i magistrati e col pubblico ministero. Aveva raccontato
dato la sua versione, aveva detto la sua verità, è un 17enne reo confesso, quindi ha confessato l'omicidio. Ancora bisogna capire il movente di questo delitto, stanno cercando di capire anche questo, poi ovviamente essendo minorenne tutto è nel massimo riservo, però questa mattina i carabinieri sono arrivati qui probabilmente proprio grazie alle dichiarazioni di questo minorenne, e hanno iniziato a setacciare questa zona. È una zona che è vicino ad un campo, vicino al Camposanto c'è un piccolo dirupo. Lui probabilmente ha preso una stradina pedonale e avrebbe gettato, sembra, l'arma in questo dirupo. Ovviamente adesso sono passati poco meno di 2 mesi, finora insomma non si è potuto cercare l'arma perché lui è stato interrogato solo un paio di settimane fa e ha sempre piovuto, quindi era una zona difficile da poter controllare. In questo momento invece, grazie anche al tempo, i carabinieri sono andati in questa zona e la stanno setacciando nella speranza di poter trovare questo coltello. Abbiamo sentito anche un cittadino che appunto ha visto questo movimento dei carabinieri, ci diceva che quella è una zona molto poco sorvegliata, non ci sono telecamere di videosorveglianza, quindi anche è frequentata molto di sera proprio da giovanissimi, ed è una zona insomma dove se qualcuno si vuole sbarazzare di qualcosa è una zona dicono che non stupisce, ecco, i cittadini, perché è una zona molto frequentata, diciamo, appunto dalla sera da questi giovani. Qui i cittadini hanno sempre molto poca voglia di parlare, ovviamente, perché è una ferita, ci hanno detto, che non è facile da rimarginare, è un delitto atroce, lo ricordiamo, in un boschetto. Il corpo di Dedi è stato trovato in un bosco a pochi chilometri da qui, lo ricordiamo. Poi il giovane ha percorso la strada da questo boschetto fino ad una fermata dell'autobus qui vicino, ha percorso una parte a piedi, l'altra invece si era fatto dare un passaggio da un automobilista, e probabilmente quando lui è arrivato era ancora armato. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso, lui probabilmente il coltello ce l'aveva, perché sembra, se le dichiarazioni poi sono quelle, perché bisogna anche ovviamente capire se tutto quello che ha detto è la verità, e poi si è disfatto di questo coltello. All'appello mancano anche le chiavi di Bled Ardedia. In un primo momento si era detto che erano state trovate, poi non si è capito se sono state trovate delle forze dell'ordine oppure no. Mancherebbero anche quelle, perché l'auto della vittima è stata trovata chiusa a chiave, quindi l'assassino, il 17enne, si era portato via non solo l'arma ma anche le chiavi della vittima. Questa dunque si stanno rimettendo un po' i tasselli a posto di un puzzle che era davvero difficile da ricomporre, e all'appello appunto manca l'arma, che è l'ultimo tassello, uno degli ultimi tasselli, perché poi insomma tutta la vicenda è stata ricostruita, e sarà da capire il reale movente che ha spinto un 17enne a colpire brutalmente il 39enne alla schiena, tanto da perforargli il polmone e ucciderlo praticamente all'istante. Queste sono dunque le notizie, speriamo insomma di potervi dare qualche aggiornamento in più, e per capire anche se poi le forze dell'ordine e i carabinieri riescono a trovare quest'arma in questo dirupo, in questo bosco accanto al cimitero qui della zona. Grazie. Cristian, se non hai domande io ti restituisco la linea. Ti ringrazio per il momento, Daniela. Se ci saranno novità tornerò a collegarmi con te e Simone Merlo, appunto da Pieve del Grappa. Tanti collegamenti aperti, vi dicevo, fra pochissimo a Mestre per il racconto di un uomo molto noto in zona, minacciato sotto casa, fra pochissimo anche a Padova, dove si trova il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che ha rilasciato importanti dichiarazioni, e poi furti, allerta furti a Brendola nel Vicentino. Prima però Padova, perché c'è un fatto eclatante con 3 minorenni arrestati dalla polizia per aver tentato di rapinare un ragazzo di 13 anni.
Accerchiato dalla banda, picchiato e minacciato. La vittima, un 13enne padovano, aggredito lunedì pomeriggio da 3 ragazzi che lo volevano rapinare. Si tratta di un 15enne, un 16enne e un 17enne che sono stati individuati e arrestati dalla polizia, allertata dalla telefonata della vittima. L'aggressione è avvenuta in zona Ponte Molino. Il 13enne era in sella alla sua bici quando è stato bloccato da un gruppetto di giovani che, minacciandolo, gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi. Al rifiuto del 13enne hanno iniziato a schiaffeggiarlo e a frugare nella sua borsa tracolla. Non trovando nulla, lo hanno preso anche a calci. Il 13enne però è riuscito a dare l'allarme e quando la volante è arrivata, la baby gang era già scappata. I 3 aggressori sono stati individuati poco lontano da Piazzetta Forzatè, giovani di 15, 16 e 17 anni. Hanno tutti i precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Il più piccolo ha spintonato gli agenti che lo volevano identificare ed è stato denunciato. Anche per questo si è scoperto che insieme al 17enne la sera prima aveva danneggiato e rubato in un supermercato di Piazza De Gasperi insieme ad un 27enne. Tutti e 3 sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Il 15enne e il 16enne sono stati portati all'Istituto per minori di Treviso, mentre il 17enne è stato affidato ai genitori. Un quarto ragazzo, invece, era solo presente ma non ha preso parte all'aggressione. Rimaniamo a Padova, ma per la politica. Ve l'ho detto in apertura, il ministro Salvini oggi al centro congressi per fare il punto delle opere pubbliche strategiche in Veneto e a nord-est, ma ha parlato anche di tanto altro. Ci racconta tutto la nostra Valentina Visentina, la vedo pronta con Cristian Roque Alende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno dal centro congressi di Padova, nuovo incontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini qui a Padova, un incontro che segue alla bocciatura in Senato dell'emendamento per il terzo mandato fortemente voluto dalla Lega. Ovviamente la questione del terzo mandato, così come l'alleanza di governo e il futuro del governatore Luca Zaia sono state al centro delle domande che noi giornalisti abbiamo rivolto al ministro delle infrastrutture, che però prima di tutto ha voluto fare il punto sul stato delle opere pubbliche, delle infrastrutture e di tutto quello che si pensa per l'Italia nei prossimi 10 anni. Infatti l'incontro di oggi è fortemente voluto dal Ministero e si chiama l'Italia del sì 2023-2032, perché, ha detto Matteo Salvini, nei prossimi anni sono oltre 100 i miliardi che transiteranno per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che dovranno essere gestite per migliorare il Paese. Il lungo intervento di Matteo Salvini è ancora in corso. Per quanto riguarda il Veneto, si è stato fatto il punto sulla Pedemontana. Prossime inaugurazioni per il completamento dell'opera si aspettano per aprile, quindi vicinissime, un'opera importante e strategica per il Veneto, ha detto il Ministro, che ha spiegato che settimana prossima verrà anche ufficializzato un importante finanziamento per realizzare il miglioramento della strada statale 12 a Bettone Brennero che collega Verona con Vicenza, il Ministro ha anche parlato appunto delle alleanze di governo e prima ancora, scusate, ha parlato anche delle nuove misure che potrebbero essere previste nel nuovo codice della strada che è in discussione in Parlamento. Molte le novità che sono state proposte, ma dicevamo la politica, gli scenari politici, le alleanze di governo, la questione del terzo mandato sono state anche al centro di tante riflessioni fatte dal Ministro, che ha detto che sente, quando gli abbiamo chiesto se sente spesso Luca Zaia, ha detto sì, lo sento tutti i giorni, più di mia madre, ma sentiamo le parole di Matteo Salvini. Nell'ultimo contratto di programma di ANAS, ad esempio, ci sono i milioni necessari per Buttapietra e per la statale 12, la pista di bob a Cortina, gli aeroporti di Venezia, di Verona, di Treviso, l'alta velocità, Verona, Vicenza. Vuol dire tanti posti di lavoro per i veneti, tanto lavoro per le imprese venete, meno tempo in coda e più sicurezza. E quindi a 1 anno e poco più dall'insediamento da Ministro dei Lavori Pubblici vengo orgogliosamente in una delle capitali mondiali del lavoro a portare in dote tanto lavoro, che è il mio mestiere. La Vicenza-Padova dell'alta velocità? Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri,
la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste, quindi nei contratti di programma di RFI ci dovrà essere il completamento ovest-est, quindi arrivare velocemente in treno da Torino a Trieste e dal 2032 arrivare in treno in Austria attraverso il Brennero e in Francia attraverso Lione. Quindi l'obiettivo 2032 è qualcosa su cui stiamo lavorando giorno per giorno. Noi stiamo investendo fra ferrovie, strade, autostrade nei prossimi anni quasi 200 miliardi. E se lo facciamo bene, come hanno fatto i nostri genitori nel secondo dopoguerra con l'autostrada del Sole, noi veramente diamo un'energia e una botta al paese in positivo come accade negli anni 50 e negli anni 60. Servono le piccole opere, oggi ho parlato col sindaco di Albignasego per una variante o il sindaco di Padova per un ponte e una bretella da 45 milioni di euro, quindi per me è fondamentale l'opera nel piccolo comune padovano da 5 milioni e sono fondamentali le Olimpiadi, il ponte sullo Stretto, la TAV e il Mose, quindi serve tutto. Se il paese è fermo e se ci sono zone del paese più indietro e troppi sprechi è perché non c'è l'autonomia. Io stamattina presto ho messaggiato col Presidente del Consiglio Meloni, con cui c'è totale sintonia, che ne scriva qualche giornale, l'autonomia farà bene a tutta Italia, non solo ai veneti e ai lombardi che l'hanno chiesta, e quindi noi porteremo a casa nei tempi previsti l'autonomia che serve al paese il prima possibile. Poi l'autonomia sarà una riforma epocale per i prossimi 100 anni, quindi se arriva il 6 giugno o il 16 giugno l'importante è che arrivi, e su questo la maggioranza è compatta. Secondo me, se un cittadino si trova un bravo sindaco, un bravo governatore, ha diritto di sceglierlo 2, 3, 4, 5, 15 volte. Non c'è un limite dei mandati per i parlamentari, per gli europarlamentari, per i ministri, perché ci deve essere per i sindaci e per i governatori. La proposta è chiara, la Lega lo sostiene da anni, ovunque, alla Camera e al Senato. Ce la siamo votata da soli, perché il PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, i 5 Stelle e tutti quanti hanno votato contro. E quindi, siccome in democrazia di alleanza di governo, però in Veneto la Lega preferisce andare da sola piuttosto che con Fratelli d'Italia. Lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. Mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Ci sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. Ma lei va d'accordo con Luca Zaia? Ma ci sentiamo più con Luca Zaia che con mia madre. Avete sentito le parole di Matteo Salvini, che poi, sempre sul futuro del politico del governatore del Veneto Luca Zaia, si è lasciato andare ad un vedo bene Zaia in Europa, quindi gli scenari sono tutti aperti. Luca Zaia, che era presente qui oggi a Padova, che è presente qui a Padova e che ha parlato dal palco proprio della Pedemontana e di altre grandi infrastrutture come l'inaugurazione prossima di 2 bacini di laminazione per la nostra regione. Ma sentiamo anche le parole del governatore del Veneto Luca Zaia e restituisco la linea allo studio. L'emendamento è presentabile in qualsiasi provvedimento da qui fino allo scadere del problema. Diciamo che è un tema che deve affrontare il Parlamento, non perdo le mie giornate per parlare di queste robe. È stato però un piccolo stop anche all'autonomia. Ma a me non risulta che ci sia uno stop all'autonomia, l'autonomia va avanti, c'è questo provvedimento in discussione alla Camera, verrà votato alla fine perché accadrà quello che è accaduto al Senato. Se non fosse così vorrebbe dire che la maggioranza viene meno uno dei pilastri del programma di governo. Però era una promessa quella di farlo prima delle europee. Non ho mai sentito nessuno promettere di farlo prima delle europee. La speranza è quella di farlo prima delle europee, però non c'è, io non ho sentito nessuno promettere di farlo prima delle europee. Tony D'Arè ha detto, anche Zaia però deve prendere, l'amministratore sì, ma deve prendere una posizione politica, lui l'ha detto, gli piaceva la vecchia Lega Nord. Ma la politica è amministrare bene. Altro? Zaia ci sarà alle regionali? Che senso? La sua lista con lei? Hanno detto, già lo stesso Salvini l'ha lanciata, una lista Zaia eventualmente. Ma guardate, io leggo un sacco di cose rispetto al mio futuro. A volte sono entusiasmanti, altre volte imbarazzanti, altre volte sono veramente dei voli pindarici. Non aggiungo altro, nel senso che il mio futuro lo programma quando sarà ora di programmare il mio futuro. Vedo però che molti sono interessati al mio futuro, quindi come si dice, dormi preoccupato. C'è un po' di mal di pancia in Veneto per il ponte di Messina, che è una grande opera, che è nazionale, ma che risucchia un sacco di soldi, quindi sa, un po' teme che qualcosa poi non arrivi in Veneto.
Ma guardi, questa domanda penso me l'abbiate fatta 2-3 milioni di volte, nella speranza sempre di trovare qualcuno che fa polemica. Andate a casa senza polemica. Via del Mare e i bacini di laminazione sono tra le infrastrutture che fanno parte della progettualità? Questa è una domanda che è contestualizzata, visto e considerato che lunedì noi inaugureremo i 2 bacini di Trisseno, che sarà una delle mega opere che abbiamo voluto mettere a terra. C'è da dire che abbiamo programmato 23 bacini, ne vogliamo programmare ancora. E ricordo che quando si parla di infrastrutture in questo paese dobbiamo ricordarci che le infrastrutture sono anche quelle idrauliche, che prevedono grandi sforzi, grande programmazione, grande confronto con il territorio, ma che hanno dimostrato con il modello Veneto che riescono a prevenire allagamenti e danni poi alle città, ai cittadini e alle attività. E questo parte dal 2010 con il programma che ho voluto mettere in piedi, l'ho definito il piano Marshall a tutela del dissesto idrogeologico, e i risultati li sta dando. Via del Mare? Sulla Via del Mare io penso che il confronto sia necessario. Dopodiché vi ricordo che questa è un'infrastruttura che noi portiamo avanti ormai penso da più di 10 anni, e quindi sarà la fase del confronto col territorio, alla luce del fatto che vi ricordo che questa era una gara già in piedi, che io ho fermato sentendo anche la Procura nel 2014 a seguito del Mose. La gara poi è stata esperita negli ultimi anni, o meglio ha avuto la sua conclusione negli ultimi anni con l'aggiudicazione, e adesso si va avanti ovviamente cercando di trovare, come accade in tutte le infrastrutture, Pedemontana Docet, ovviamente un accordo col territorio. Ecco, diciamo che i temi a Padova non mancano, opere strategiche, ma soprattutto la politica, i rapporti all'interno del centrodestra e più in particolare all'interno della Lega. Ma ritorniamo all'attualità, ai temi di tutti i giorni, a quelli che interessano forse maggiormente i cittadini. Ne parliamo sempre: furti, recrudescenza di furti, gente che non è tranquilla in casa. Ci colleghiamo per questo con la nostra Luisa Bertini, con Simone Squarcina da Brendola. Perché, Luisa, che cosa succede a Brendola? Buongiorno innanzitutto. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. A Brendola è stato attivato oramai da 1 anno e mezzo il controllo di vicinato, protocollo ovviamente siglato con la prefettura. All'inizio hanno aderito 17 famiglie perché nel 2022 c'era stata una recrudescenza di reati di furti in appartamento, addirittura ce n'erano stati 105 in pochi mesi, e quindi hanno iniziato 17 famiglie, poi diventate 88. Noi siamo in compagnia del sindaco Bruno Beltrame, del vice sindaco e del cittadino che è stato promotore di questa iniziativa. Sindaco, ad oggi a che punto siamo con i controlli di vicinato? Lei prima parlava di un dimezzamento di furti proprio nelle zone dove sono stati attivati. Diciamo che nelle zone dove sono stati attivati questi controlli di vicinato negli ultimi mesi i furti non ce ne sono più stati, e quindi questo dato ha fatto dimezzare quelli che sono l'incidenza di furti nel nostro territorio. Quello che è importante è appunto che questo controllo di vicinato va a implementare quello che è già la videosorveglianza già molto attiva nel nostro comune, visto che abbiamo tutti i varchi di ingresso nel nostro paese controllati da Targa System, tutta una serie di telecamere lungo nelle piazze, nelle biblioteche, e quindi il controllo di vicinato dà qualcosa in più che ci dà la possibilità di monitorare e di essere attivi e di aiutare le forze dell'ordine. È appunto partito dai cittadini, i cittadini sono attivi, comunicano con l'amministrazione e con le forze dell'ordine e ci danno la possibilità appunto di controllare meglio il territorio e di evitare i furti, e questo penso che sia proprio il valore attivo di questa cosa, cittadino che aiuta l'amministrazione e le forze dell'ordine per il bene di tutti, per il bene comune. Ecco, e poi c'è anche un altro aspetto, vice sindaco, che lei metteva in luce prima, che è quello della socialità. Quindi in tante zone magari in cui una casa è suddivisa da campagna, in realtà il controllo di vicinato ha fatto sì che si mettesse un po' a rete anche quello che è il cittadino più isolato. Sì, il controllo del vicinato, come diceva prima il sindaco, oltre ad aver portato una diminuzione dei furti, e questo infatti ha portato anche alla nascita degli ultimi 3 gruppi, diciamo che il controllo del vicinato è visto anche come un'attività sociale e civica che deve essere un punto di riferimento per le persone anziane o sole che vivono nella porta accanto, quindi anche magari zone o abitazioni che sono un po' più sparse, sono più fuori dal centro, quindi questo può portare a un'aggregazione molto più importante.
Ecco, fondamentale nei controlli di vicinato è la suddivisione in zone e il referente di zona. Siamo con uno dei cittadini che proprio come iniziativa partita dal basso perché fortemente voluta dai cittadini, ecco, voi vi siete addirittura predisposti, mostriamolo un attimo in camera, ogni abitazione di questo segnale, proprio a dimostrazione quasi ad orgoglio di essere cittadini attivi, quindi di mettervi in rete a disposizione anche delle forze dell'ordine per segnalare quello che trovate fuori dall'ordinario. Diciamo. Sì, questo è stato fatto anche per aumentare la visibilità e dire che nel nostro quartiere c'è chi controlla. Voi avete creato un gruppo WhatsApp in cui vi tenete in comunicazione e poi dopo le informazioni arrivano a lei e lei le rimanda direttamente a carabinieri e polizia locale. Sì, esattamente è così. Ecco, adesso diciamo cercate di ampliare il vostro gruppo oltre alla vostra via, avete convinto anche altre persone? Sì, nel 2022 a inizio c'era un gruppo con appunto 17 famiglie e adesso ci sono 5 gruppi con 125 famiglie. Ecco, siamo arrivati a 125 famiglie, ovviamente cittadini che si dimostrano sempre più attivi e sempre più attenti. Per il momento, Cristian, è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Luisa Bertini, con Simone Squarcina, tutti i tuoi ospiti per un tema che è sempre di grandissima attualità. E noi siamo in grado anche di farvi sentire l'intervista rilasciata poco fa a Padova da Gino Cecchettin. Gino Cecchettin che si trova a Padova per un evento organizzato da Coldiretti Padova, un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, l'iniziativa che rientra nel progetto Coltiviamo il rispetto, ma Francesco Ratai è riuscito a intercettare per l'appunto Gino Cecchettin e sentite cosa ha detto ai nostri microfoni. Per me è sempre un dolore, ricordo che un qualsiasi tipo di evento per me fa male. Però lo faccio perché Giulia ha segnato un po' una svolta, la prima nella mia vita, l'evento più triste di tutta la mia vita, ma mi ha fatto prendere coscienza. La consapevolezza di cui parlava prima l'onorevole Semenzato a me è arrivata in un botto, un giorno di novembre, e da lì ho deciso che ho il dovere morale come cittadino di fare qualcosa, perché ho capito che Giulia nella sua semplicità, nel suo amore aveva scardinato qualcosa. Per me l'importante è portare avanti il messaggio con qualcosa di concreto. Stiamo lavorando ad una fondazione e vorremmo farla il più inclusiva possibile, cercando di portare tra i soci fondatori anche degli enti. Stiamo lavorando con le regioni, con le province, con i comuni, anche con le università. Lo scopo sarebbe quello di aiutare delle associazioni che già sono operative e poi fare formazione, chiaramente creare dei team di professionisti per far formazione nelle scuole, perché lì nel futuro vediamo quello che poi potrebbe essere il vero punto di svolta. Niente, quindi i miei sforzi saranno atti a quello, oltre a portare avanti ovviamente la mia attività professionale che dà modo di sostenere la mia famiglia, ma e la motivazione arriva tutto da quell'essere magnifico che era mia figlia, che tutti i giorni non smetto di ricordare, anche in attività e in occasioni come queste. Questo l'applauso della Coldiretti di Padova a Gino Cecchettin, che continua la sua battaglia contro la violenza di genere. E noi adesso andiamo a Mestre, e Mestre insomma ce ne stiamo occupando da tempo. C'è un tema sicurezza, un tema considerevole, e con Anna Maria Parisi, che vedo collegata, vedo pronta. C'è un ospite che ieri sera ha subito delle minacce pesantissime. Anna Maria, mi senti? Buongiorno.
Sì, buongiorno Cristian, sono con Giampaolo Conte, amministratore della pagina Facebook e Robe del quartiere Piave, dove lui da anni ha il coraggio di denunciare ed esporsi in prima persona, documentando con foto e video che cosa c'è che non va non solo nella sua via Piave dove risiede, ma in generale anche in tutta Mestre. Buongiorno Giampaolo. Lei l'altra sera era con il suo pincher, eccolo qui con noi, Black, il suo nome, a passeggio, ed è successo che è scampato ad una tentata aggressione. Che cosa le ha detto il suo potenziale aggressore? Sì, ero proprio in questa posizione dove mi trovo adesso e si è avvicinato a questa persona che proveniva qua dai giardini e mi ha detto se gli davo qualcosa di aiutarlo perché aveva bisogno di comprare qualcosa da mangiare. Alle 10 di sera dico non è tanto una cosa così e ho detto non ti do niente e ho cominciato a camminare e a spostarmi. Anche lui le ha detto che cosa? Al che lui mi ha detto che se non sono disposto ad aiutarlo lui sicuramente mi manda all'ospedale. Sono disposto a mandarti all'ospedale se non mi aiuti. Sì, e me l'ha ripetuto. Al che io mi sono sentito un po' perso perché nei giardini non c'era anima viva, proprio nessuno. Ero solo con lui, qui il lampione era anche spento, c'era pochissima luce e questo era convinto di quello che diceva. L'ho sentito che era convinto, non era solo una minaccia così. Ho realizzato che l'unica cosa era che potevo darmela a gambe e scappare, perché non c'era altra soluzione. La via di fuga l'ha trovata? Sì, la via di fuga era proprio di fronte a me, visto che a una ventina di metri, diciamo, dove ci troviamo adesso, c'è lo sbocco in via Sernaglia. Ho detto, se io vado in via Sernaglia sicuramente trovo qualche locale che è ancora aperto. E difatti mi sono fiondato con il cane in via Sernaglia. Hai trovato l'albergo aperto? E c'era l'albergo illuminato, mi sono diretto subito di corsa verso l'albergo. Mi sono girato e ho guardato che questa persona mi seguiva e mi ha seguito fino all'altezza di via Colmoschin, che è a una trentina di metri dall'albergo. Al che, visto che io puntavo diretto sull'albergo, lui si è fermato. Ho ricontrollato, ho visto che è tornato indietro, è tornato sui giardini, al che sono ritornato indietro anch'io verso i giardini e nel frattempo ho chiamato il 112 perché ho detto questa cosa è una cosa troppo importante da comunicare. Quindi il fatto è accaduto esattamente qui dove ci troviamo noi, il palo dell'illuminazione non funzionava, ci sono le telecamere chissà che abbiano ripreso effettivamente quanto accaduto. Lei ha chiamato le forze dell'ordine, però diceva tra carabinieri e polizia, volanti del commissariato di Mestre o questura di Venezia, non so a quell'ora che ci fosse, chi è intervenuto? Sì, in effetti i carabinieri mi hanno detto che questa zona era presidiata dalla polizia, si chiede di rimanere in attesa che mi avrebbero contattato. Io sono rimasto in attesa, l'unica cosa è che i carabinieri hanno risposto subito alla mia chiamata, in attesa e sono rimasto un 5 minuti, di conseguenza un tempo troppo lungo, sì, mi avrebbe massacrato se io non prendevo la decisione di scappare. Questo sicuramente non sarebbe stato fermo perché me l'aveva promesso ed era determinato a questo. Com'è cambiata la sua, come dire, la sua quotidianità rispetto a questo episodio, anche se posso immaginarlo, Giampaolo? Beh, adesso di giorno non ho difficoltà, di sera non faccio più il giro largo, diciamo, che facevo prima, ma mi fermo sui giardini, al balcone, visto che i miei balconi di casa guardano il giardino, mia moglie mi segue, anzi mi ha detto vengo giù anch'io e così siamo in due. E sì che è cambiato in questo. Vorrei lanciare un messaggio a chi la sta guardando, anche fornendo un breve identikit di questa persona che l'ha avvicinata e che l'ha minacciata. Sì, sicuramente, perché ce l'avevo a 20 centimetri da me, sì che l'ho vista benissimo in faccia questa persona. Era un po' più alta di me, magrolina, aveva una berretta di lana bianca, baffetti scuri, pizzetto scuro ben tenuto, occhi scuri
aveva un giubbino e questo... Un ragazzo su 30 anni, diceva? Sì, un ragazzo sui 30 anni, non di più. Parlava perfettamente l'italiano? Mi ha sempre parlato perfettamente Senza alcuna l'italiano. inflessione? No, non ho notato inflessioni. Lei si sente sicuro adesso di uscire la sera qui in via Piave col suo cagnolino come fa normalmente, abitualmente da diversi anni a questa parte? D'altra parte devo uscire, comunque via Piave per me è diventata più sicura, non era così 7, 8, 9, 10 mesi fa. Adesso, anche se guardiamo, non ci sono spacciatori in giro. Certo che dal degrado di prima sì, la situazione è migliorata, anche se ancora c'è molto da fare. Infatti diceva prenderà parte alla marcia per la sicurezza che si terrà qui a Mestre nei prossimi giorni. Lunedì l'incontro tra le 36 associazioni del territorio. Ci sarà anche lei, Giampaolo? Sì, sicuramente ci sarò e speriamo che sortisca qualcosa di buono e veramente importante e che serva per la cittadinanza, diciamo, questa marcia. Comunque io dico, le forze dell'ordine ci sono, logicamente non possono essere qua H24 e se sono qua non sono in un altro posto, però il cittadino deve stare attento, denunciare e non lasciar perdere quello che succede. Questo è l'appello di Giampaolo Conte da Mestre, città che chiede più sicurezza, qui in via Piave dove la situazione è migliorata, così come in Corso del Popolo che dista soltanto 500 metri in linea d'aria da qui. Quindi grazie ancora Giampaolo Conte per la sua testimonianza e tanti auguri, la solidarietà da parte di tutti quanti noi, delle nostre redazioni, e la linea torna a te, Cristian. Grazie davvero Anna Maria Parisi con Ponchio, con Sandro Ponchio, il suo ospite Giampaolo Conte. Davvero una testimonianza che fa riflettere sullo stato dell'arte a Mestre, soprattutto in quella zona di Mestre. E noi ritorniamo su un altro tema, perché c'è preoccupazione dopo il sequestro a Padova di carne positiva al virus della peste suina africana. Abbiamo chiesto a un'esperta dell'ULSS 6 quali rischi ci possono essere concretamente per l'uomo. Giustamente c'è preoccupazione, però non è un virus che colpisce l'uomo. Cos'è avvenuto? Che sono stati controllati degli alimenti di origine animale, delle carni, in depositi e in ristoranti. La carne positiva al virus della peste suina africana, sequestrata durante i controlli messi in campo a febbraio dai carabinieri del NAS insieme al SIAN e al servizio veterinario dell'USL 6 Uganda, era destinata ad alcuni ristoranti etnici a Padova. Il patogeno è stato riscontrato in alcuni prodotti lavorati come le salsicce. Anche se non è pericoloso per l'uomo, bisogna sempre prestare attenzione alla provenienza degli alimenti. È importantissimo leggere l'etichetta. Oppure nelle carni fresche non c'è un'etichetta completa, però è sempre indicata l'origine della carne oppure dove è stato allevato e macellato l'animale. Bisogna evitare che il virus, che si trasmette tra i suidi, entri in contatto con altri animali selvatici o domestici e che arrivi agli allevamenti. Se ciò avvenisse avrebbe gravi conseguenze per la produzione e l'export di carni. Ci sono delle stime per cui si ridurrebbe il PIL anche del 4-5% se fossero bloccate le esportazioni di prodotti a base di carne suina, in particolare i prosciutti crudi. Allora, per quanto riguarda gli animali, noi abbiamo una forte attenzione per i cinghiali, quindi i primi selvatici che potrebbero essere interessati. Focolai tra i cinghiali sono stati riscontrati in Lazio, Liguria e Piemonte, ma non in Veneto, quindi bisogna fare molta attenzione. Quando si va in campagna per un picnic, evitare di lasciare rifiuti incustoditi, perché potrebbero attirare selvatici. Nel caso remoto ci fosse il virus della peste suina africana, questo contaminerebbe i selvatici e sarebbe occasione di diffusione del virus. Il virus è molto resistente, per cui può rimanere nel terreno, nell'ambiente anche per giorni e settimane. Questi dunque i consigli molto preziosi dell'esperta. Ritorniamo alla cronaca, ritorniamo in provincia di Vicenza per i controlli dei carabinieri. Sono stati scoperti dei lavoratori non in regola ed è scattata una maximulta per un'azienda metalmeccanica.
Controllo dei carabinieri in un'attività artigianale operante nel settore della metalmeccanica nella provincia di Vicenza, all'esito del quale sono emerse violazioni sia di carattere penale che amministrativo, soprattutto relative all'inosservanza delle norme della sicurezza sul posto di lavoro e della formazione dei lavoratori. Nello specifico i militari hanno accertato che nell'azienda erano impiegati 2 stranieri non in regola e illegalmente presenti nel territorio nazionale. Il datore di lavoro è stato denunciato per occupazione di lavoratori stranieri irregolari, mentre questi ultimi sono stati deferiti per soggiorno illegale nel territorio nazionale. Al titolare dell'azienda sono state contestate inoltre sanzioni amministrative per un totale di oltre 22.000 euro. Per le violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, infine, è stato applicato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Veniamo a un tema che fa discutere tutta Italia. C'è un nuovo capitolo, il ministro Piantedosi contro le mamme arcobaleno. Dopo la sentenza del Tribunale di Padova che confermava le iscrizioni dei bimbi figli di 2 mamme, il Ministero dell'Interno decide di fare ricorso. Il Ministero dell'Interno ha presentato i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di Padova che lo scorso 5 marzo aveva rigettato i ricorsi fatti dalla Procura contro gli atti di nascita registrati dal sindaco Giordani con il nome della seconda mamma non biologica ma intenzionale per i 37 bambini iscritti all'anagrafe del Comune di Padova dal 2017. Un atto che le mamme arcobaleno si aspettavano nonostante la gioia del primo verdetto del Tribunale che dava loro ragione mantenendo di fatto l'iscrizione all'anagrafe di entrambe le mamme. Il Viminale ha dato mandato all'Avvocatura distrettuale del Veneto di impugnare le sentenze del Tribunale che riguardano tutti e 37 i ricorsi padovani. L'Avvocatura di Stato si rifà a una sentenza già pronunciata a Milano in cui la Corte d'Appello aveva accolto la richiesta di rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma. Il Tribunale lo scorso marzo aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della Procura che chiedevano la rettifica degli atti di nascita cancellando il cognome della seconda mamma perché riguardava una questione di status del figlio. Anche questa una vicenda che continuerà a fare discutere, soprattutto dopo questa contromossa del Ministero dell'Interno. Allora facciamo così, siamo pronti a ricollegarci con Daniela Sizia da Pieve del Grappa per l'omicidio di Bleder Dedia. Questa mattina i carabinieri stanno cercando l'arma del delitto. Vi abbiamo mostrato prima delle immagini di fatto in esclusiva. Andremo poi invece per una vicenda di tutt'altro tenore a Bassano del Grappa, in un'azienda dove le uova di Pasqua, pensate, sono già finite. A fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo venerdì 15 marzo a Nord-Est, una giornata dominata dalla cronaca. Vi mostro anche l'apertura del Gazzettino.it, l'home page è la notizia che vi abbiamo dato prima con la nostra redazione di Padova. Bloccano un 13enne in bici per rubargli soldi e lo picchiano, arrestati 3 minorenni. Quindi ritorna il tema del bullismo, delle baby gang in azione sul territorio. Sempre a Padova, anche prima vi abbiamo mostrato, vi abbiamo fatto sentire l'intervista a Gino Cecchettin. Gino Cecchettin che ha parlato nuovamente di Giulia, un premio di laurea in memoria di Giulia Cecchettin, l'iniziativa di Coldiretti Padova. Gino Cecchettin che ha detto ai microfoni di Francesco Ratai: io continuo a portare avanti la mia battaglia, è Giulia che mi dà la motivazione. Siamo in procinto di collegarci sia con Pieve del Grappa sia con Bassano, fra pochissimo le colleghe Daniela Sizia e Chiara Gaiani. Prima però, in attesa dei 2 collegamenti, vi porto a Venezia per parlare di borseggiatori scatenati. Questa volta però hanno preso di mira un ospite illustre, il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile. È una vera e propria figuraccia.
Appena messo piede a Venezia è stato alleggerito del portafoglio. José Ignacio Vázquez Márquez, ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, in visita istituzionale per i lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, la Venice Commission, è l'ultima vittima delle razzie dei borseggiatori e tra le personalità politiche si affianca il ministro della Cultura brasiliano Margareth Menezes, che qualche mese fa in visita ufficiale in Laguna aveva chiesto espressamente di utilizzare i mezzi pubblici per vivere Venezia come un cittadino qualunque e ne era scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Márquez era atteso anche a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, tra gli altri da Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare, che si occupa anche di relazioni internazionali. Il borseggio avvenuto ai danni del ministro della Corte Costituzionale cilena, il dottor Vázquez, è l'ennesimo episodio di microcriminalità che c'è stato a Venezia. Ce ne sono stati segnalati tantissimi anche negli scorsi mesi. Credo che questi episodi sia ora di dare un taglio definitivo, perché queste persone che agiscono in questa maniera nella splendida nostra città di Venezia sono sempre le solite, sono stati individuati fra l'altro non solo dalle autorità competenti ma anche da un gruppo pubblico che denuncia periodicamente ciò che succede a Venezia. Recentemente proprio il gruppo dei cittadini non distratti aveva lanciato l'allarme su come i borseggiatori a Venezia non siano più piccoli criminali che vivono di espedienti giorno per giorno, ma affiliati ad organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Intanto il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile è se non altro riuscito a salvare il passaporto che si trovava su un'altra tasca, ma per tutto il resto è dovuto ricorrere all'aiuto del consolato del suo paese. Occorre trattare con maggiore durezza e maggiore responsabilità tutto ciò che succede a Venezia, perché non ne va solo l'immagine di Venezia ma anche l'immagine del Veneto e del turismo nel nostro paese. Vi do una notizia in tempo reale che è appena arrivata dai Carabinieri, la leggiamo di fatto assieme. Intervento operato dai Carabinieri in un centro alle porte di Treviso nell'ambito di un caso di cosiddetto codice rosso, quindi parliamo di violenza di genere. Un 50enne è stato infatti bloccato e tratto in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo già negli ultimi mesi resosi responsabile di comportamenti vessatori nei confronti dei genitori ottantenni, convivente in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente derivante dall'assunzione di alcol. Nel corso dell'ennesima lite in abitazione ha strappato con forza il telefono alla madre, intenta a chiamare in soccorso i militari dell'utenza 112, percuotendola al volto e riservando lo stesso trattamento anche al padre che era intervenuto in aiuto del coniuge. Ci sono delle lesioni, questi due anziani quindi sono stati malmenati dal figlio e sono stati portati in pronto soccorso. L'uomo è stato arrestato e questo arresto è stato convalidato dal Tribunale di Treviso. Tutti gli aggiornamenti ovviamente nel corso delle nostre edizioni. E noi adesso andiamo a Mareno di Piave, dove ieri c'è stato l'ultimo saluto a Marica Loprese, la studentessa 19enne morta in un incidente stradale sabato scorso a Pianzano. La chiesa di Santa Maria a Mareno non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto salutare per l'ultima volta Marica. Ci sono i compagni di scuola dell'istituto Marco Fanno di Conegliano, gli amici di sempre e poi tanti cittadini, tutti stretti intorno a mamma Sonia, papà Roberto e al fratello Fabio. Fuori dalla chiesa un grande striscione, un cuore rosso e un ciao Marica che la comunità di Mareno le ha voluto dedicare. Ad officiare la cerimonia Don Walter Gatti, precedente parroco di Santa Maria, che ha conosciuto bene Marica, condividendo con lei 12 anni di attività in parrocchia. Resta lo sconcerto di fronte ad una tragedia che al nostro pensiero è inaccettabile, che lascia profonde ferite nel nostro animo e che costituisce una dura prova anche per la nostra fede. Toccante la lettera che mamma Sonia ha voluto dedicare alla sua Marica. Quando ti prendevo un regalo ti scrivevo un bigliettino per dirti quanto ti volevo bene. Ti prometto che continuerò a farlo ogni tuo compleanno e le conserverò nel tuo cassetto in camera e nel mio cuore. Sei stata una figlia meravigliosa, eri e sarai per sempre la nostra principessa. Sin da piccola mi hai aiutata in tutto. Avevi solo 19 anni, ma eri già una donna. Siamo orgogliosi di te e lo saremo sempre. Marica, sei stata la gioia più grande della mia vita
della nostra vita. Io e papà ti abbiamo desiderata tantissimo. Marica, amore mio, piccolina mia, non aver paura, non sentirti sola, non piangere più, non sentirti abbandonata. La mamma è sempre qua che ti abbraccia, ti tengo stretta. Sono poi le compagne dell'asilo e gli amici della quarta A a salutare così Marica. Non so come ringraziarti per avermi insegnato il vero significato dell'amicizia e della lealtà. Ti sarò per sempre riconoscente per la tua vicinanza e presenza costante. Continua a sorridere da lassù e brilla con tutta la tua luce, stellina mia. Io qua giù cercherò di realizzare i miei sogni anche per te, per renderti fiera ed orgogliosa di me. Sei speciale, non dimenticartelo, ti voglio bene, tua Chiara. Sei una ragazza dolce e con un cuore immenso, una ragazza che riesce a trasmettere felicità con una semplice risata, che nessuno di noi dimenticherà mai. Una risata contagiosa, una di quelle che anche se gli altri non sapevano il motivo per cui ridevi, sentendola ridevano anche loro con te. Al termine della funzione, gli amici si sono stretti intorno al feretro, lasciando volare in cielo palloncini bianchi e rosa per il loro ultimo saluto a Marica. Dovevamo collegarci con Daniela Sizia, lo faremo più tardi. Mi chiede la linea Chiara Gaiani. Voltiamo decisamente pagina. Chiara, abbiamo 2 minuti, ma so che insomma la storia è molto molto bella. Che cosa ci dici da 9? Buongiorno Chiara Gaiani. Cristian, buongiorno ai telespettatori. Non potevamo non farvi vedere questo splendido laboratorio che ci ospita, il laboratorio del mastro cioccolatiere regionale Walter Marcon, che di fatto ha quasi esaurito la produzione per Pasqua. Insomma, siamo alla produzione delle ultime uova per quest'anno. Sì, certo, dopo le festività abbiamo cominciato subito, anche perché finché è freddo si è aiutati anche dalla temperatura e quindi adesso stiamo ultimando. Le ultime cose sono per le persone che vogliono le sorprese particolari e quindi ce le portano le ultime settimane. Allora guardate, vi faccio in un flash vedere le uova che abbiamo qui sopra il bancone e così ce le racconta. Questa coperta di un cioccolato bianco molto particolare. Sì, questo qua è un uovo che dentro viene fatto 2 concature al latte e poi viene fatto del coconti. E viene messo dentro, è morbidissimo e quindi non viene fatto una concatura ma viene fatto proprio rigato da questo prodotto che dopo, quando viene rotto l'uovo, c'è questa morbidezza all'interno, e poi versato del cioccolato bianco con della polvere di cocco. E poi guardate questo che per me è splendido, con tutti dei puntini brillantini che spero insomma si vedano con la telecamera. Sì, questo è un uovo, noi chiamiamo, visto che è tutto quanto diremmo fatto in maniera non con la forma tradizionale, la chiamiamo Dubai. È un uovo che per fare questo velluto viene messo una mezz'oretta, 3/4 d'ora in freezer e poi viene spruzzato questo prodotto che dà questo velluto e un po' di spruzzo dorato. Allora, davvero ringraziamo Walter Marcon. Volevo un'inquadratura anche per Samantha, cui sta tramandando tutta la sua sapiente arte, maestria, perché vi assicuro qui è tutta questione di precisione di attimi. Ringrazio anche Renzo Rigon per la collaborazione tecnica. Noi andiamo ad assaggiare un uovo che già abbiamo assaggiato e vi restituiamo la linea. Grazie. In questo momento, Chiara, ti invidiamo non poco, ma la cronaca come sempre incombe e ci ricolleghiamo 30 secondi, davvero 30 secondi, perché abbiamo tempi strettissimi, con Daniela Sizia, che si trova per l'omicidio di Bledar Dedia a Pieve del Grappa. Daniela. Sì, Cristian, buongiorno ancora. Noi ci troviamo nella zona dove è avvenuto l'omicidio, alle spalle lì, anzi davanti a me, proprio il bosco dove è stato trovato il corpo di Bledar Dedia, e questa è la strada, Cristian, che il 17enne, dopo aver colpito a morte il 39enne albanese, ha percorso a piedi questa strada qua fino a là dove, in fondo, dove c'è quel cartello stradale, e nei pressi di quel cartello ha chiesto un passaggio ad un automobilista che si è fermato, lo ha fatto salire in auto, e
lì deve essere una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso questo 17enne, e da questo posto al cimitero dove in questo momento si stanno svolgendo il sopralluogo dei carabinieri, dove in questo momento stanno cercando l'arma, sono davvero pochissimi chilometri, sono 2 minuti a piedi, quindi 2 minuti scusate in macchina, quindi è davvero molto molto vicino, e lì come vi avevamo detto prima lui si è disfatto del coltello. Manca, ricordo l'appello ancora, mancano le chiavi dell'auto della vittima, poi sentiremo anche se le forze dell'ordine in qualche maniera le hanno trovate, perché come nell'interrogatorio di garanzia ha detto probabilmente dove si trovava, dove aveva gettato il coltello, probabilmente avrà anche detto dove aveva gettato le chiavi della macchina della vittima. Daniela, grazie infinite a te. Cristian, se non ho Simone, domande io ti restituisco la linea. A posto, ti ringrazio davvero per tutti questi aggiornamenti, grazie a Daniela Sizia con Simone Merlo. Noi siamo pronti ad aprire la nostra rubrica dedicata ai temi della sostenibilità con Andrea Ferrazzi e Giorgio Santini, responsabile di ASVES per il Veneto. Lo faremo fra 2 minuti esatti e restate con noi. Le 13.01, pronti per la nostra rubrica settimanale dedicata ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, del futuro in generale con Andrea Ferrazzi. Buongiorno Ferrazzi, presidente di Persone, Ecologie e Reti. Ferrazzi, sempre un piacere buongiorno a lei. Ritrovarla, ed è un Buongiorno a piacere avere nostro ospite oggi anche Giorgio Santini. Lo conoscete tutti, sindacalista di lungo corso, politico, amministratore, responsabile di ASVES, l'agenzia veneta, l'associazione veneta per lo sviluppo sostenibile. Oggi vogliamo fare un po' di chiarezza, su quello che vuol dire sviluppo sostenibile, su quelli che sono gli strumenti a disposizione delle amministrazioni un po' a tutti i livelli. In particolare parleremo di Agenda 2030. Tante volte parliamo di Agenda 2030, ma spesso non sappiamo bene che cos'è. Quindi con Ferrazzi e Santini oggi facciamo un po' di chiarezza. Ferrazzi, io partirei proprio dall'ABC. Che cosa significa sviluppo sostenibile? Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa le legittime attese delle generazioni presenti, ma contemporaneamente soddisfa anche le attese delle generazioni future. Perché nel corso del Novecento ci si è resi conto in maniera plastica, a volte drammatica, che le risorse della terra sono risorse finite, non sono infinite. L'acqua, l'atmosfera, l'aria, il petrolio, il carbone, il gas, le materie, diciamo quelle che vengono definite critiche per tutta la transizione ecologica, ebbene sono tutte risorse finite. E quindi ogni decisione che noi si assume deve essere una decisione responsabile, che si renda conto che non possiamo trasferire e consegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti un paese devastato, che non ha più la possibilità appunto di guardare il futuro. È un'assunzione di responsabilità che parte fondamentalmente da un dato scientifico, cioè dal dato scientifico che la terra ha bisogno di essere curata nella gestione dell'uomo, in maniera intelligente e in maniera oculata. E c'è una data, c'è un anno che ha segnato questa presa di consapevolezza, il 2015. Torniamo un po' indietro nel tempo. Cos'è successo nel 2015, Ferrazzi? Beh, guardi, è stato un anno importante relativamente alla grandissima questione della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile. È stato l'anno in cui il Papa ha scritto una lettera enciclica, addirittura l'atto pastorale più potente dal punto di vista anche della comunicazione. Una lettera dedicata all'ambiente, alla sostenibilità, al nostro futuro, e indirizzata a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, quindi non circoscritta all'ambiente cattolico, all'ambiente religioso. E in effetti è diventata un documento punto di riferimento del dibattito internazionale. Il 2015 poi è stato anche l'anno
del grande accordo di Parigi, cioè per la prima volta nella Coppa di Parigi di quell'anno appunto sono stati assunti dei grandi obiettivi e alcuni di questi tra i 200 paesi delle Nazioni Unite con un impegno vincolante anche per i paesi membri delle Nazioni Unite, vincolante anche dal punto di vista giuridico. E questo è stato naturalmente un passaggio di straordinaria importanza. E poi la grande decisione nel secondo semestre del 2015 delle Nazioni Unite, le quali hanno inserito lo sviluppo sostenibile all'interno dei grandi obiettivi strategicamente definiti, ineludibili per il futuro, e per raggiungere questo sviluppo sostenibile hanno definito 17 sottobiettivi ai quali tutti i paesi aderenti alle Nazioni Unite hanno appunto corrisposto, hanno sottoscritto l'impegno perché appunto lo sviluppo fosse sostenibile e quindi equo e appunto solidale nei confronti del mondo intero. Ecco, e noi li vediamo questi 17 obiettivi nelle slide predisposte da ASVIS, l'Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 17 obiettivi, adesso non li passeremo tutti nel dettaglio, però quali sono i principali, Ferrazzi? Ma innanzitutto vanno detto che sono tutti obiettivi molto correlati, cioè non sono il centro è la persona, la dignità della persona, la qualità della vita della persona, la sopravvivenza della persona e quindi anche del pianeta. Sono tutti obiettivi intimamente correlati, cioè nel momento in cui si lavora favorevolmente sull'uno si dà una mano anche agli altri, nel momento in cui si devasta l'uno si devasta gli altri. Per esempio, l'obiettivo la vita sulla Terra è di ogni evidenza che nel momento in cui noi dovessimo procurare un grave danno alla Terra, procuriamo un grave danno anche alle persone, perché siamo parti dello stesso ecosistema, siamo tutti relazione, questa è la verità di fondo, che unisce in una visione strategica, politico-istituzionale di fondo tutti questi obiettivi. Sconfiggere la fame, per esempio, istruzione di qualità per tutti, la parità di genere, ridurre le disuguaglianze, costruire città sostenibili e il lavoro dignitoso all'interno di una crescita economica sostenibile. Ecco, questi sono alcuni dei grandi obiettivi che sono entrati a far parte delle politiche nazionali e sono entrati a far parte anche delle politiche dell'Unione Europea, la quale Unione ha fatto proprio questi 17 obiettivi e li ha inseriti all'interno di tutta la grande programmazione europea. Per esempio il Next Generation EU, Repower EU, il PNRR per il nostro paese si inseriscono all'interno di questo grande dibattito e decisione internazionale in questa direzione. E senta Ferrazzi, sono passati parecchi anni dal 2015, ne abbiamo davanti 6 più o meno per arrivare al 2030, quindi siamo nel mezzo del cammin di questa agenda, mi verrebbe da dire. Qual è lo stato dell'arte in Italia? Come siamo messi come sistema paese? Ma sono stati fatti dei passi in avanti su alcuni obiettivi, ma purtroppo sono stati fatti molti passi indietro, più numerosi su altri. C'è una cattiva performance, diciamo, generale in quasi tutte le regioni e fondamentalmente poi c'è anche un aumento delle disuguaglianze territoriali. E in particolare c'è la necessità di intervenire sulle politiche sulle città, sulle aree interne, sulle aree di montagna, sulla formazione. Per esempio c'è un gap crescente a livello di paese sulla questione della competenza della formazione dei nostri giovani, è un tema drammatico. C'è la questione della crisi demografica del nostro paese, di cui non parla nessuno, ma senza una risposta organica alla questione demografica non c'è futuro per il nostro paese. Chi paga le pensioni? Chi paga il sistema sanitario che costa molto e deve essere pubblico e gestito dal pubblico, diciamo governato dal pubblico per il bene di tutti? Ecco, queste sono domande alle quali è necessario rispondere. Vede, lei all'inizio parlava di futuro, questa è una trasmissione del futuro e quello che manca nel nostro paese spesso è proprio la visione di futuro, cioè costruire percorsi che guardino il futuro per costruirlo in maniera sana, sostenibile. Noi per esempio come ASVIS lanciamo da tempo l'idea di costruire un ministero del futuro. In altre nazioni dell'Unione Europea
ci sono proprio delle organizzazioni che studiano strategicamente l'evoluzione del futuro per capire cosa bisogna fare. Cioè, bisogna evitare una politica che rincorre di giorno in giorno l'urgenza o ciò che è dettato dai giornali, e invece bisogna costruire una politica che anticipi i problemi per creare opportunità per tutti. La famosa programmazione, quella che spesso manca, la visione, travolti dall'emergenza come siamo. Vengo da lei, Santini, perché voglio procedere per centri concentrici. A Ferrazzi ho chiesto com'è messo il sistema paese e mi pare di capire che ci siano più ombre che luci. Il Veneto in tutto questo? Il Veneto si trova in una situazione che possiamo dire positiva su alcuni fattori e quindi in linea anche con gli obiettivi da raggiungere, anche se non è scontato che si possano raggiungere, e invece in modo molto problematico su alcune questioni peraltro molto importanti, direi fondamentali, sulle quali purtroppo non si riesce a trovare le soluzioni possibili. Ecco, lo vediamo anche da questa brevissimo riassunto. Questioni in particolare che stanno molto a cuore e su cui siamo in grave ritardo. La prima è questa propensione in Veneto ormai oltre ogni limite di utilizzare in maniera, diciamo, industriale, in maniera per attività di impegno fisico, tutto il suolo di cui noi disponiamo. Abbiamo un livello di consumo di suolo che assieme alla Lombardia è ai record dei record in Italia, e questo significa privare il contesto territoriale e ambientale di quelle aree verdi che sono fondamentali sia per il mantenimento della buona aria, ma soprattutto fondamentali per contrastare il cambiamento climatico, che è uno dei temi, quindi il surriscaldamento del nostro territorio, del nostro ambiente, che è uno dei temi fondamentali su cui ci giochiamo la sostenibilità. E sul quale quindi mi pare di capire, Santini, si sta facendo troppo poco. Sì, si sta facendo poco, non si riesce soprattutto a invertire la situazione dal punto di vista delle emissioni in atmosfera. Le faccio un esempio: uno degli obiettivi da raggiungere, i cosiddetti target dell'Agenda 2030, è quella di ridurre progressivamente fino a pochi giorni all'anno i giorni in cui si supera l'intensità delle cosiddette polveri sottili PM10. Ecco, il Veneto, assieme alla Lombardia sempre, ma in particolare il Veneto in questo caso, in questo momento, nell'ultimo rapporto che abbiamo fatto anche con la Regione, supera questi limiti delle polveri sottili, che sono fortemente nocivi, in 88 giorni, quindi siamo molto molto distanti dall'obiettivo necessario per garantire una sostenibilità della salute delle persone. Pensi che la pandemia ha procurato tantissimi morti, delle persone tantissime, sappiamo molto alte, che sono comunque inferiori a quelle che ogni anno continuano a morire per le malattie che derivano dalle polveri sottili. Quindi questo problema riguarda non solo il futuro, ma riguarda immediatamente anche il nostro presente, in cui già paghiamo dei prezzi molto, molto alti. Questo però, Santini, posso chiederle, perché appunto di questo tema ce ne siamo occupati moltissimo in queste ultime settimane, c'è stato un momento di smog and fog altissimo, quindi nebbia, smog, i dati erano davvero allarmanti, però tanti sindaci, tanti amministratori locali dicono: noi facciamo il possibile, ma c'è una questione anche morfologica, c'è una specificità tutta padana
E quindi cosa possiamo rispondere? Servono azioni più incisive, servono azioni generali che vadano oltre le singole amministrazioni? Che cosa serve? Esattamente, tra l'altro i sindaci sono molto impegnati in questo patto, diciamo, per la qualità dell'aria e lo sanno bene quanto è difficile, ma questo non fa altro che accelerare la necessità di migliorare i nostri interventi. Le faccio un esempio: come si possono ridurre queste benedette emissioni in atmosfera, come si possono ridurre queste polveri sottili? Bisogna agire su tutti e tre i fattori. Abbiamo visto prima il fattore del verde, possiamo dire oggi che bisogna lavorare molto sui sistemi anche produttivi. Il Veneto ha una fortissima produzione dal punto di vista industriale, quindi con emissioni in atmosfera, e dobbiamo assolutamente intervenire, come si sta facendo, sulle emissioni per quanto riguarda le abitazioni, quindi il tema delle comunità energetiche che sta venendo avanti. Cioè bisogna agire in maniera coordinata, in maniera forte, in maniera decisa su tutti i fattori che riguardano le emissioni. Quindi da questo punto di vista, nei piani anche che si fanno a livello regionale, a livello territoriale, è fondamentale. La programmazione in parte è già in qualche modo delineata, ma è tuttora ancora troppo timida. Bisogna capire che il tempo che manca non è molto e tra quindi l'altro dobbiamo lavorare rapidamente e decisamente. Le chiedo, Santini, e poi a Ferrazzi, secondo voi la politica europea alle prese con le elezioni di giugno saprà interpretare questa problematica? C'è un tema padano, c'è un tema anche, se vogliamo, di macroregione alpina per certi versi, di Mitteleuropa, il cuore dell'Europa particolarmente inquinato. Da questo punto di vista l'Europa c'è e c'è abbastanza in termini concreti. Lasciamo da parte il discorso delle risoluzioni e tutte le premesse che possono essere fatte, ma in termini concreti, anche delle azioni di sinergia con i paesi limitrofi. Santini. Questo è un tema in questi giorni, tra l'altro in questi tempi, anche molto dibattuto e purtroppo io segnalo anche un rischio che si rischia non solo di non andare avanti con la necessaria decisione, ma anche addirittura che ci siano fenomeni in cui si torna indietro. Prendiamo un po' paura, diciamo, di quello che serve fare. L'Europa si è data degli strumenti, ne stiamo parlando anche in questi giorni e come dicevo spuntano anche, diciamo così, delle attenzioni in maniera retroattiva di tornare indietro. C'è il problema del trasporto, no? Quindi il tema della elettrificazione del trasporto e quindi superando il fatto che dipenda dalle fonti fossili. Questo è un grandissimo tema e sappiamo che la strada va in quella direzione per riuscire a risolvere il problema. Ci siamo dati dei tempi anche mediamente abbastanza lunghi, perché stiamo parlando del 2035, però si fa una grande difficoltà a convincere le opinioni pubbliche, le persone, i governi che questa è una strada da portare avanti con forza. La stessa cosa la possiamo dire per quanto riguarda il tema di tutte le altre tipi di emissioni, come abbiamo detto già prima, cioè il surriscaldamento del nostro ambiente sta provocando, come vediamo, eventi catastrofici legati al clima ricorrenti, diffusi. Abbiamo due grandi regioni d'Italia recentemente, no? L'Emilia Romagna e la Toscana, ma sappiamo che è il fatto di ogni giorno e questo ci deve dare la forza di superare le paure che abbiamo di affrontare questo tema, perché ancora oggi troviamo molta difficoltà in tutte le istituzioni, ma anche tra i cittadini, tra i territori, di andare in questa direzione, per esempio per quanto riguarda il superamento, no, il non superamento dei limiti di surriscaldamento, che significa limitare le fonti fossili, eccetera. C'è un grosso lavoro da fare. Il punto è che noi vogliamo sottolineare anche come ASVES e come associazione di sostenibilità che si occupa del nostro territorio veneto, il punto che vogliamo sottolineare è che davvero il tempo non è più molto.
Prima si diceva siamo a metà del cammino dell'Agenda 2030, no? 2015-2030, e il 2030 è molto più vicino del 2015, no? Che è già lontano. Abbiamo quindi pochissimo tempo e dobbiamo moltiplicare gli sforzi, superando le paure, superando il fatto che bisogna anche cambiare. Certo, ci sono delle cose da cambiare, ma le cambiamo soprattutto per il bene nostro, di chi vive adesso in questi territori, ma come veniva prima ricordato anche nell'interesse delle nuove generazioni. Assolutamente. E Ferrazzi, Santini utilizza un termine che in politica ha un peso specifico, la paura. Come affrontare questa paura? Andiamo verso una campagna elettorale molto dura, dove i temi ambientali, i temi della transizione saranno sicuramente prioritari. Abbiamo visto anche la protesta dei trattori, per certi versi, che ha molto a che fare con la transizione green. Come va affrontata questa paura e come va superata? Che cosa deve fare la politica? La paura è una categoria presente sempre nelle storie e nella nostra anche vita personale e collettiva. La politica deve superare i problemi che agitano questa paura, e spesso invece siamo in presenza di politici che sono agitatori della paura per speculare dal punto di vista elettorale, agitatori di paura per avere qualche voto in più durante le elezioni. Questo io ritengo sia un comportamento irresponsabile, certamente non utile, anzi dannoso per tutta la popolazione. Chi ha un ruolo politico istituzionale deve certamente leggere la realtà, capire quali sono i problemi e poi indicare le soluzioni, le prospettive, percorsi di sviluppo, di crescita, di fuoriuscita, complessiva. Vede, noi oggettivamente viviamo all'interno di questo grande scontro tra paura e speranza, no? Tra rancore e desiderio invece di costruire cose positive, ed è in questo ambito che dobbiamo inserirci, cioè in questo secondo filone. Vede, il mantra di questa trasmissione che ormai accompagna, e ringraziamo i telespettatori che ci stanno seguendo, molto numerosi come possiamo verificare ogni settimana ormai da mesi, è che la transizione ecologica è una grande occasione per creare qualità della vita, sviluppo appunto sostenibile, posti di lavoro, ricchezza. E d'altro canto, se non facciamo niente, come abbiamo già detto in altre occasioni, non è che gli altri paesi stiano fermi, gli altri paesi stanno investendo, la Cina, gli Stati Uniti, i paesi arabici, stanno investendo tantissimo nel campo della transizione. Quindi se non vogliamo essere fagocitati dalla povertà, dalla miseria, dal declino, dobbiamo investire anche in questa direzione. E poi c'è la questione, guardi, sulla questione dello smog, dell'inquinamento, dei morti. In Italia, poi dedicheremo anche una delle future trasmissioni su questo tema, 72.000 persone all'anno in Italia muoiono a causa dell'inquinamento. Sono più di 300.000 a livello europeo. È un numero impressionante. I costi delle malattie croniche dal punto di vista sanitario ma anche economico non sono più sostenibili. Non basta dire che la pianura padana dal punto di vista orografico è un cul-de-sac. Sì, è vero, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. Dobbiamo trovare delle soluzioni che siano comprensive e che integrano tutti i livelli istituzionali. Non è possibile che ci siano comuni che assumono determinate decisioni e il comune accanto assume decisioni di natura del tutto diversa, perché vede, l'inquinamento non segue i confini dei comuni e ci vogliono regioni che coordinino politiche a livello macro. Diciamo che qui i campanilismi davvero non aiutano. E tra l'altro io volevo evidenziare al pubblico a casa, abbiamo parlato di questi 17 goal, questi 17 obiettivi, ma poi questi obiettivi, ogni obiettivo ha dei target molto specifici e misurabili e molto concreti. Ve ne leggo alcuni, per esempio. Entro il 2025 ridurre del 25% la probabilità di morire per le malattie non trasmissibili rispetto al 2013. Entro il 2030 raggiungere 0,6 posti letto per 1000 abitanti, over
45 nelle strutture intermedie, quindi tutto il tema degli ospedali di comunità, l'assistenza domiciliare integrata. Entro il 2030 dimezzare i feriti per incidenti stradali rispetto al 2019. Noi continuiamo ad avere numeri impressionanti sul fronte dell'incidentalità sulle strade del Veneto. Quindi questi, Santini, sono target misurabili. Sì, esattamente. Questa è anche la funzione di ASVES e devo dire che abbiamo trovato anche una collaborazione importante dalla Regione Veneto, nel senso che siamo riusciti qui in Veneto appunto a dare anche dei numeri, a dare delle evidenze ai problemi generali che sono molto complessi che abbiamo visto. E prima lei ricordava, e questa è la strada in cui bisogna proseguire. Adesso è stata elaborata proprio qualche mese fa una strategia, una nuova edizione della strategia nazionale di sostenibilità, che appunto in ogni regione va attentamente valutato quello che si è fatto, quello che non si è fatto e rimane da fare, l'impatto che ha avuto sui vari fattori di criticità per la sostenibilità e quindi le politiche che vanno attuate per risolvere questo problema. Ripeto, bisogna superare le paure, i problemi che ci sono vanno affrontati, è possibile risolverli con la capacità di fare quello che è necessario per raggiungere gli obiettivi che lei diceva giustamente sono molto dettagliati. L'Agenda 2030 è da questo punto di vista un'ottima carta per la governabilità sostenibile socialmente, economicamente, anche come eguaglianza delle persone. Ovviamente bisogna lavorarci molto. È importante che tutte le istituzioni, i comuni da questo punto di vista sono già avanti, si stanno impegnando, alcuni di più, alcuni di meno, ma il fatto che alcuni si impegnino e abbiano dei risultati dimostra che una strada percorribile è possibile. La nostra associazione vuole favorire questo lavoro collettivo delle istituzioni, delle rappresentanze sociali ed economiche, di tutte le persone e ambientali, di tutte le persone che hanno voce in capitolo su questo tema. Insieme, come dice un vecchio, si può cambiare, si possono raggiungere questi obiettivi. Sono esperienze anche in Veneto molto positive dove si è fatto e questo si vede anche il risultato. Bisogna farlo diventare generalizzato. La nostra associazione cerca ogni anno di capire a che punto siamo e correggere, sostenere chi vuol cambiare davvero per andare nella strada e nella direzione giusta. E tra l'altro io so che a Ferrazzi sta molto a cuore il tema delle aree periferiche, delle zone montane, che sono i territori più fragili e quelli che assommano più paradossi, soggetti a un gravissimo spopolamento, tra l'altro, Ferrazzi. Sì, lei sa che lo scorso anno ho fatto proprio la traversata in moto dell'Arco Alpino per andare a raccontare l'impoverimento delle nostre montagne, delle nostre valli, delle grandi zone, delle alte zone alpine. È un tema drammatico e guardi, è un tema drammatico non solamente per gli abitanti, per quei territori, ma anche per le pianure, perché se non c'è qualcuno che ha cura delle valli, ha cura del fiume, ha cura dei ghiacciai, dei nevai, ne perdiamo tutti, perché solo per stare sul tema dell'acqua, l'acqua è la vita della pianura, è la vita delle città. Diciamo di più, la stessa pianura padana è di carattere alluvionale, cioè si è formata attraverso i detriti che nel corso del tempo i fiumi hanno trasportato a valle. Ebbene, se non abbiamo questo collegamento vivo, vitale, tra le montagne, le valli e le pianure, ci perdiamo tutti. E il tema drammatico dello spopolamento, della perdita di competitività economica, di qualità dei servizi, di qualità per esempio dei servizi della sanità in quei territori è un tema da affrontare in maniera appunto sistematica. La prossima settimana, Ferrazzi, so che ci porterà in un luogo molto particolare, speciale. La prossima settimana andremo personalmente con tutti i nostri telespettatori all'interno del Tecnopolo di Bologna, che ospita uno dei più grandi computer, dei più potenti computer al mondo, costato centinaia di milioni di euro, attraverso finanziamenti anche dell'Unione Europea, e è stato inaugurato dal Presidente Mattarella qualche mese fa, ed è un luogo in cui si sviluppa davvero l'intelligenza artificiale.
è un luogo del futuro. Noi abbiamo sempre detto che per noi la transizione è futuro, è qualità, è vita, è ricchezza, è posti di lavoro. Bene, lì andremo a ragionare sul tema della transizione digitale. Lo faremo ospitati dal Tecnopolo insieme al direttore scientifico, un grandissimo esperto a livello mondiale della materia. Quindi un altro appuntamento da non perdere venerdì prossimo. Io vi mostro questo sito che vi invito a consultare, è il sito di ASVES, quindi dell'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, guidata per l'appunto dal nostro ospite Santini. È un sito molto interessante, Santini, quindi invito tutti i nostri telespettatori a consultarlo. Io vi ringrazio davvero, grazie Giorgio Santini. Grazie a voi. Grazie Andrea Ferrazzi. Grazie a lei, grazie a tutti. Francesca Pezzo e Alessandro Granziera in regia. Io vi lascio al meteo e al film Il cambio della guardia. È tutto, buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione si indebolisce e non è da escludersi il passaggio di una veloce e debole perturbazione atlantica. Il dettaglio di venerdì 15 marzo. Sul Veneto avremo qualche nebbia di mattina, specie in pianura, ma lascerà presto spazio al sole. Nel pomeriggio, tuttavia, il cielo sarà più nuvoloso, poi nella notte saranno possibili anche dei piovaschi. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 5 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in prevalenza soleggiato, nuvolosità però in aumento dalle ore pomeridiane con cielo a tratti coperto. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, avremo schiarite alternate ad annuvolamenti con possibili deboli precipitazioni a partire dalla sera. Temperature minime sugli 8 gradi, massime intorno ai 17-19 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.